Sabato sera a Porta San Tommaso si stringe il cerchio intorno ai componenti della banda, fondamentali le telecamere di videosorveglianza e la foto di un passante. La violenza ripresa con il cellulare e postata sui social. Sit-in sul luogo della violenza da parte dei genitori dei ragazzi pestati. Le famiglie si interrogano sulla sicurezza della città e chiedono maggiori controlli oltre alla certezza delle pene. L'incubo di una coppia di genitori trevigiani, il figlio sedicenne è membro di una baby gang, violento anche tra le mura domestiche, sono distrutti, non ci sono strutture che possano accogliere il ragazzo e aiutarlo, racconta Dema dell'associazione Furti in Corso. Tragedia di Enemonzo, la procura potrebbe aprire un fascicolo per approfondire la vicenda dei due escursionisti precipitati per una cinquantina di metri mentre cercavano il Vischio, la ricostruzione del presidente del soccorso alpino. Nuovi assalti dei ladri nel fine settimana da Castelfranco a Breda di Piave, dove i malviventi in una villetta rubano i ricordi della figlia di 10 anni dei proprietari. È una brutta sensazione, sembra un assedio. La storia di Valentino, un bimbo di 4 anni di Preganziola affetto da una malattia rara ancora senza nome e una diagnosi, il racconto di mamma Elena e papà Federico. Festa Silea per i 100 anni di Rosa Bandiera, a celebrare questo importante traguardo i 4 figli, gli 8 nipoti e i 9 pronipoti, con loro anche la sindaca Cendrona. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali in questo 8 dicembre. Apriamo parlando con il pestaggio di sabato sera in Porta San Tommaso, in pieno centro storico a Treviso, gli sviluppi sulle indagini da parte della questura di Treviso. Intanto i genitori dei ragazzi si sono ritrovati questa mattina proprio sul luogo della violenza, si interrogano sulla sicurezza della città. Mio figlio diciamo che è sempre peggio, infatti dovrò tornare in ospedale a vedere com'è la situazione perché è sempre più gonfio, sembra gli stia scoppiando la faccia. Vi dico già che sono già stati identificati i ragazzi, non dalla polizia, ma 3 ragazzi. Hanno già le foto, hanno anche i nomi, se vogliamo anche gli indirizzi. In teoria gli aggressori hanno anche postato su Instagram e sono in teoria 8, poi non so se ce n'erano altri. Mio figlio non sta bene, ha la mascella che non riesce a chiudere in modo corretto come prima, quindi al momento può mangiare solo liquidi o cose frullate. All'indomani della spaventosa aggressione nella quale 8 giovanissimi di origine albanese hanno aggredito 4 coetanei a Porta San Tommaso, i genitori degli aggrediti convocano un sit-in, fanno il punto sui danni subiti dai loro figli ed esprimono pareri. Nel frattempo le indagini della polizia ricostruiscono i fatti. Gli 8 bulli avrebbero detto "tu sei il capo dei gay", insultando il più piccolo dei 4, tirandogli poi un primo schiaffo. Il secondo round di botte sarebbe invece partito alle spalle dei 4 dopo un piccolo inseguimento, pare anche con alcuni oggetti contundenti rubati da uno dei bar adiacenti. Nel punto esatto della feroce aggressione, appena al di là della porta, mancano le telecamere, ma un passante ha scattato una foto ai presunti autori e la polizia sta procedendo al riconoscimento. Nel frattempo, proprio la polizia richiede che chiunque disponga di informazioni utili alla ricostruzione dei fatti di farsi avanti. Ma oltre alla cura delle ferite, ora il vero problema sarà guarire dalla paura di girare in centro e dal senso di insicurezza che pervade tutti. Credo che Treviso non sia così sicura come è stata presentata in questi giorni. Io ho un figlio minorenne, più piccolo, ha 13 anni, e lui racconta che va a scuola in centro e che vede quelli delle superiori, li sente sfidarsi, darsi appuntamento per fare lissa, e anche già alle medie c'è gente che minaccia lui e i suoi amici. Io non mi fido di lasciare andare, anche se mio figlio è piccolo, non mi fido di lasciarlo andare in giro da solo, né in centro né fuori. Io spero che paghino per le loro azioni, che ci siano delle conseguenze, perché altrimenti si rischia che tutto è possibile, che si sentono invincibili, anche perché se pensiamo che è un attacco alle 10 di sera in una zona super frequentata di Treviso, piena di gente, e nessuno si è sentito di intervenire in favore dei ragazzi, di aiutarli. C'è paura per mio figlio, per i suoi amici, per tutti i ragazzi che conosco e anche un po' per me, sinceramente, anch'io da adulta non mi sento tranquilla. Infine ci sono le questioni social e la certezza della pena. La giustizia che accetta e permette di lasciarli dopo che hanno commesso qualcosa, no, anche no. Come noi paghiamo,
Loro hanno voluto fare cose da adulti, pagano, giusto? Ma una mamma, nonostante tutto, tiene ancora viva la speranza della rieducazione. Io non posso pensare che dei ragazzi di questa età, nonostante quello che abbiano fatto, siano irrecuperabili. Secondo me un percorso di recupero può essere attuato. La consigliera comunale del PD, Antonella Tocchetto, si interroga su questa voglia di violenza tra i giovanissimi e invoca più spesa per il sociale. Intanto solidarietà al ragazzo che è in ospedale, speriamo che si riprenda presto. È una situazione non solo gravissima, ma anche tutto sommato credo irrisolvibile. Allora, su 9.000 reati del 2025, dati del Tribunale, lo dico come avvocato, il 10% è commesso da minorenni e sono risse, vabbè anche furti, ma insomma risse e situazioni di questo genere qua. Come le risolviamo? Allora, in galera è chiaro, ve lo dico chiaramente, nessuno ci va. Non nasconde lo sconforto l'avvocato Tocchetto, stavolta nessun indice puntato contro il sindaco o l'amministrazione, ma l'amara constatazione che il fenomeno, dilagante in tutta Italia, andrebbe arginato con una spesa sociale elevatissima e con percorsi di recupero ad oggi ancora insufficienti. Ci vorrebbe un percorso di rieducazione anche con soggetti che riescano a fargli capire che la società è una cosa complessa e che loro devono cooperare per una società migliore. Allora ci vorrebbero degli operatori di strada, ma sono insufficienti e i comuni non hanno soldi. Sinceramente io non so che cosa si potrebbe fare, però certo le grida d'allarme che sono state fatte oggi sono veramente inquietanti, perché ci sono dei genitori che dicono non mandiamo più i bambini in centro, i figli insomma, gli adolescenti in centro. I reati vanno puniti giuridicamente, sottolinea Tocchetto, che però si pone un interrogativo, includendo anche la classe politica nel tema. Questa voglia di violenza, quando hai 15 anni che dovresti pensare alla speranza del mondo e sei violento, credo che sia veramente un problema grave della società al quale anche noi politici forse non siamo stati in grado di dare degli insegnamenti giusti. Una speranza comunque rimane e sono quei tantissimi bravi ragazzi che restano fuori dalle cronache. Speriamo che i tanti bravi ragazzi che si impegnano nello sport, che sono bravi a scuola, che insomma possano essere un punto di riferimento per coloro che stanno in questo momento delinquendo e hanno voglia di menare. Ecco, ci vuole una collaborazione e su questo è sempre il solito discorso, ma è reale. La scuola può essere veramente un trade unione importante. Ci sono dei bravi direttori scolastici che stanno veramente lavorando molto bene. Vanno bene le telecamere o la polizia, ma la ricetta è un'altra. Più operatori di strada, più servizi sociali sul territorio forse potrebbero aiutare. Bisogna investire. Ecco, io penso che adesso siamo in sede di bilancio in comune, bisogna dare molta, dal punto di vista economico, veramente aiutare i servizi sociali e quindi anche finanziarli affinché possano intervenire nelle situazioni di criticità. Il punto di riferimento è più sociale e magari meno tombini da sistemare. E poi c'è il grido d'aiuto di una famiglia trevigiana in cui il figlio sedicenne è membro di una baby gang violento, anche tra le mura domestiche. Sono distrutti, nel senso che non vedono la luce alla fine del tunnel, vedono un ragazzo che si sta spezzando sempre di più, la famiglia che si sta spezzando sempre di più. La famiglia è quella di un ragazzo di 16 anni, diventato da un anno membro di una baby gang. A raccontare la loro vicenda Christian Demma, al quale i genitori si sono rivolti chiedendo un supporto. Una famiglia normale, la descrive il presidente di Furti in Corso, che è sempre stata accanto a quel figlio diventato improvvisamente difficile con l'inizio delle superiori. D'improvviso questo ragazzo, da un ragazzo dolce e affettuoso che era, a scuola ha preso una via molto difficile. La mamma ha parlato di una sorta di reclutamento nei confronti del figlio. Ci sono delle persone che invogliano con il soldo facile, con l'uso di sostanze o via così, di intraprendere quella carriera. Lui purtroppo si è fatto un attimo prendere la mano da questa situazione e ha svoltato nella peggiore delle ipotesi, quindi ha cominciato a creare grossi problemi in famiglia, nonostante gli stessero gli stanno ancora dietro in maniera incredibile. Ha cominciato a girare vedere che girava con coltelli, con droghe. È stato veramente reclutato da delinquenti incalliti. Il ragazzo ha iniziato ad avere atteggiamenti violenti anche con i componenti della famiglia. Purtroppo è alla ricerca disperata continua di denaro, perché ovviamente quello serve, e quindi molto spesso alza mani in casa o
minaccia in casa. Episodi che hanno spinto i genitori a fare la cosa più difficile, denunciare più volte alle forze dell'ordine il proprio figlio. Una famiglia che sogna solo di tornare a quel clima di serenità che si respirava appena un anno fa e racchiuso in alcune foto inviate dalla mamma ad Emma. Non nascondo che mi era un po' commosso, anche adesso a pensarci, non posso nascondere il tremolio della voce, perché vedere che in famiglia era tutto coccoloso e tutto quanto sorridente sembra quasi veramente impossibile che nell'arco di un anno, perché poi alla fine cambia lì con l'inizio delle superiori, possa succedere tutto questo. I genitori in questo anno si sono resi conto che esistono poche strutture in Veneto e nel nord Italia che possano occuparsi di casi simili. Bisognerebbe agire in giorni, non in mesi o anni, di fronte a certe situazioni, evidenzia Emma. Che possono ospitare ragazzi minori di 18 anni con disturbi di aggressività e via. Quindi tutta questa situazione sta andando sulle spalle della famiglia. Bisogna trovare una soluzione veloce a volte per queste situazioni, perché poi c'è il rischio che succeda il peggio sia per lui che per la famiglia, quindi, e bisogna trovare assolutamente una soluzione, una struttura. Il giorno dopo la tragedia di Enemonzo, con una dinamica che si fa sempre più chiara, la Procura potrebbe aprire un fascicolo per approfondire l'intera vicenda. Il volo nel canalone è stato di una cinquantina di metri. A TV12, emittente del gruppo Media Nord-Est, le dichiarazioni del presidente del Soccorso Alpino, Sergio Buricelli. Ho sentito dire stamattina, ho anche letto da qualche parte, che non avessero calzature adeguate, che fossero con le scarpe da ginnastica, tutte cose non vere. Il giorno dopo la tragedia di Enemonzo, la dinamica dell'incidente che ha spezzato la vita di Sandro Valent e Mauro Darpin è più chiara. L'ipotesi che i tre, le due vittime più Franco Iacovissi, che era con loro e li ha visti cadere nel canalone, si siano addentrati in una zona impervia senza essere adeguatamente equipaggiati, nel giro di qualche ora è stata prima ridimensionata, poi del tutto esclusa. Le due vittime risultavano esperte della zona? Assolutamente, conoscitori dei luoghi. Confermiamo che purtroppo la natura del terreno non è stata particolarmente favorevole e una scivolata in quegli ambienti può portare a delle conseguenze letali, come purtroppo è avvenuto. Dopo una prima ruzzolata lungo un bosco molto ripido c'è stato un salto di almeno 40 metri, forse 50, una considerazione, qualcosa che si è sentito dire anche, no? È caduto prima una persona, poi è caduta la seconda, ammesso che questo sia vero, che corrisponda al vero, perché solo chi è lì può sapere come sono andate veramente le cose, però diciamo in una situazione così in cui questo potrebbe avvenire, perché è anche già successo, queste situazioni sono anche successe, accorrere, no? Affrettarsi a soccorrere il compagno, l'amico, la persona, il compagno di gita può diventare pericoloso. Intanto dalla Procura della Repubblica non filtrano notizie su eventuali indagini, anche se è probabile che al di là delle verifiche di rito un fascicolo potrebbe essere aperto contro ignoti per approfondire tutta la vicenda. In tal caso potrebbe essere disposta anche l'autopsia. In considerazione di ciò non è possibile ipotizzare una data per i funerali. Allarme furti nelle scorse ore, raid a Breda di Piave. Ci sentiamo sicuramente più insicuri, cercheremo di provvedere a rendere la casa un pochino più sorvegliata, più sicura. Chiaro che non è un bel vivere, naturalmente per nessuno, perché davvero assomiglia a un assedio ormai. È una brutta sensazione, naturalmente, però purtroppo questi sono i tempi che viviamo, evidentemente. La sensazione sempre la stessa, quella che il passaggio dei ladri lascia nelle vittime, quella paura di essere stati violati nell'intimità della propria abitazione. Stavolta è accaduto a Breda di Piave, a pochi passi dal centro, in vicolo San Paolo. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 18:40. Ad accorgersi di quanto accaduto la sorella della padrona di casa, che alla vista di alcune pattuglie dei carabinieri intervenuti per altri colpi in zona ha pensato di controllare. Quando ha fatto il giro della casa ha visto la finestra del bagno spalancata e ha aspettato l'arrivo dei carabinieri, che sono entrati per primi per verificare se c'era ancora qualcuno all'interno. Non c'era più nessuno. Nel frattempo hanno davvero passato tutte le stanze.
Hanno approfittato del buio e del fatto che la casa sul retro si affacci sui campi. Da qui sono entrati forzando una finestra, evidenti segni del loro passaggio. Forme e la rete scassinata. Immaginiamo anche dal fango che abbiamo trovato in casa, dai pezzi di fango che come sono venuti dai campi, dal giardino, siano poi scappati. Sicuramente, visto che i carabinieri li stavano cercando, difficilmente avranno tentato di scappare verso la strada. Aperti cassetti e armadi, svuotandoli di tutto il contenuto, alla ricerca di contanti e preziosi, hanno persino spostato l'albero togliendo il puntale, rimosso dalla parete un grande quadro, probabilmente pensando che nascondesse la cassaforte. Hanno portato via, quello ci dispiace, dei piccoli oggetti di bigiotteria di nostra figlia che ha 10 anni e che erano dei ricordini. Mi hanno portato via degli anelli che erano qua dentro, delle collane, poi tipo degli orecchini qua, una collana con il mio segno zodiacale. Un po' male, c'erano i miei anelli preferiti, anche quelli, sì. Nonostante la brutta esperienza, per la piccola di casa il trauma è stato contenuto. È stato abbastanza forte. Dobbiamo ringraziare i carabinieri perché sono stati molto rapidi e molto gentili, devo dire. Hanno rincuorato anche lei, per cui lo shock, tra virgolette, è stato anche contenuto. Ma nelle scorse ore furti anche a Codognè, a Istrana, a Castelfranco, in Largo Asiago, in Via Larga, in zona Villarazzo e ancora a Paese, dove una giovane coppia si è trovata a tu per tu con 4 uomini incappucciati e un uomo a spasso con il cane, con i malviventi a pochi passi da lui. Il timore, la paura di aprire la porta, tanto che metterò una telecamera e prima di uscire guarderò il vicinato. E per il timore di vedere sparire per sempre gioielli e ricordi di una vita, sempre più spesso i cittadini decidono di metterli al sicuro in banca. C'è una banca, 2, che in realtà ormai hanno praticamente finito le cassette di sicurezza, se non finite, proprio per questo motivo. E c'è chi invece si affida ai compraoro. E tanto comunque li porteranno via prima o poi, e almeno li vendo e mi vado a fare un viaggio e mi diverto un po'. Cioè, secondo me è veramente brutta come cosa, quasi un gettare la spugna e dire ormai tanto abbiamo capito che se non è oggi e domani mi vengono dentro. Adesso la storia di Valentino, un bambino di 4 anni di Preganziol, affetto da una malattia rara che è ancora senza un nome e una diagnosi precisa. Valentino ha 4 anni, vive con mamma Elena e papà Federico a Preganziol. È nato dopo un parto complicato e un cesareo d'urgenza. Sin dalle prime ore di vita c'era qualcosa che non andava. I primi mesi però sono trascorsi normalmente, a parte qualche piccolo spasmo. Poi, dai 6 mesi, i suoi genitori si sono resi conto che non stava affrontando le classiche tappe dello sviluppo psicomotorio. Sono arrivati i primi esami e il ricovero d'urgenza. Da quel momento per Valentino e la sua famiglia sono iniziate cure farmacologiche molto pesanti, con gravi effetti collaterali e frequenti ospedalizzazioni. Il piccolo soffre di una complessa forma di encefalopatia epilettica. Non è in grado ad oggi di camminare, non è in grado di parlare, emette solo dei suoni, non è in grado di controllare bene il movimento degli arti e delle mani. Nell'ultimo anno ha dei grossi problemi di deglutizione e un anno fa è stato anche operato per mettere la PEG. Al momento però la sua malattia non ha un nome né una diagnosi certa. C'è un'ipotesi al momento dei neurologi che possa essere la Lennox-Gastaut, però i sintomi di Vale in parte assomigliano a questa patologia che comunque è molto rara e non ha nessuna cura ancora esistente, e in parte sono diversi. Il fatto di non sapere comunque cosa possa avere Valentino o che cosa ci possa aspettare in futuro per quanto riguarda quello che è la sua salute o anche eventuali miglioramenti a livello psicomotorio, a livello comunque di salute generale, sicuramente è un grosso peso per noi. Far convivere le necessità di Valentino con il lavoro di Elena e Federico e le incombenze di tutti i giorni è una lotta continua, una quotidianità familiare stravolta. Immaginate di avere un neonato per tutta la vita, ci rende anche difficile avere una vita sociale, frequentare altre persone, anche avere una vita familiare, perché in realtà nei weekend per riposarci ci dividiamo e me ne occupo un po' io e lui riposa e poi viceversa, ma facciamo un po' fatica a stare anche tutti e 3 assieme banalmente, quindi
siamo tanto soli, ecco. Elena ha deciso di raccontare la storia di Valentino sui social, è un modo, dice, per sentirci meno soli. Per farla conoscere e per creare anche una rete di contatti, di scambio di informazioni, confrontarci con altre famiglie che vivono situazioni simili alle nostre. Scorrendo le foto pubblicate spicca quella di Elena con il pancione, quando ancora la tempesta doveva abbattersi su questa giovane famiglia. È un po' difficile riguardare quelle foto proprio per questo motivo, perché avevamo tanto desiderato un bimbo e sicuramente non ci aspettavamo quello che è successo poi, però lo amiamo comunque tantissimo ed è il centro del nostro mondo. Elena e Federico hanno dato vita ad una raccolta fondi per costruire un futuro dignitoso per Valentino. Avremo dei costi esorbitanti per le terapie riabilitative, per gli ausili, per l'assistenza. Con il Natale alle porte, mamma e papà hanno un unico desiderio per il loro piccolo guerriero. Ha una forza che io ed Elena comunque gli invidiamo, perché lui è sempre stato a testa alta in tutti i ricoveri. Lui ride sempre, sopporta cose inimmaginabili. Sarebbe bello che potesse vivere con un po' più di serenità e un po' meno di sofferenza, sia a livello fisico che a livello mentale. Voltiamo pagina e ci spostiamo a Fregona, dove aumenta il numero dei bambini al punto che il nido del paese si è ingrandito di 7 posti e che potrebbero aumentare ulteriormente. Stranamente, guarda, lo dico toccando ferro, stiamo crescendo come abitanti. In un'epoca di calo demografico e soprattutto di spopolamento della montagna, fa notizia scoprire che a Fregona crescono i nuclei familiari provenienti non solo dai paesi vicini. Soprattutto c'è qualche rientro di fregonese dalle zone limitrofe. C'è anche qualche straniero che è arrivato, inglese, c'è australiano, c'è francese, belga, ce ne sono un bel po'. Americano anche. E anche per questo sindaco e parroco hanno deciso di ampliare il nido integrato Gli Angeli, da 16 a 23 posti. Ci sono tanti bambini, tanta richiesta anche da fuori comune. Grazie all'ampliamento possiamo rispondere alle richieste di numerose famiglie e al nido sono principalmente bambini italiani. Una fotografia della natalità esattamente opposta rispetto alla media italiana, ovviamente nelle giuste proporzioni, considerando che l'ampliamento e la riconversione di spazi finora utilizzati come magazzini dà un'ulteriore disponibilità di posti. Abbiamo fatto questa operazione, con tutti l'iter dei permessi richiesti e le modifiche da fare per avere questo spazio in più e quindi poter raggiungere anche a 28 bambini all'asilo nido. È una scommessa sulla natalità la vostra? Potrebbe anche essere, con l'auspicio che altre famiglie si impegnino in questo senso, nonostante i tempi che viviamo, soprattutto anche in queste zone montane dove non è così facile come in pianura magari avere dei servizi immediati e così via. Ecco. E se la parrocchia ha messo lo stabile, il comune ha proceduto con la burocrazia e qualche sostegno economico. Per questo il nido Gli Angeli, sottolineano scherzando in molti in paese, vista la sempre rivendicata fede comunista del sindaco De Luca, è diventato il nido del compromesso storico. Sembra Don Camillo Pepone. Bisogna sfatare la faccenda del comunista. Io sono un uomo di sinistra che crede nelle cose che devono essere date, tutti devono avere gli stessi diritti, nient'altro. Coldon ha le stesse idee, che tutti devono crescere, devono avere gli stessi diritti, quindi non è possibile non andare d'accordo. Anche quest'anno tanti bambini hanno partecipato alla premiazione dell'iniziativa Tutti a scuola a piedi e in bici, ricevendo premi per l'impegno nella mobilità sostenibile. Ogni passo è salute, ogni pedalata è un dono. Per noi, per l'ambiente, per un futuro buono. Si è svolta al parco di Via Cavalleggeri la premiazione dell'iniziativa Tutti a scuola a piedi e in bici, promossa dall'assessorato alla mobilità. L'istituto comprensivo Felicent ha vinto con 5 plessi sostenibili, mentre la scuola primaria Masaccio ha ottenuto il punteggio più alto di sostenibilità. È una bellissima iniziativa che promuove l'utilizzo della bicicletta o andare a piedi verso gli istituti scolastici e quindi crea una cultura nei bambini, che peraltro già hanno in più rispetto agli adulti, nel muoversi con la mobilità lenta e quindi raggiungere gli istituti scolastici non con la macchina ma a piedi, in bici o eventualmente con i mezzi pubblici. È fondamentale creare in loro la consapevolezza di quanto è importante questo per la loro salute, il loro benessere fisico e per la tutela dell'ambiente che li circonda. L'invito che abbiamo fatto questa mattina a loro però è di non andare a scuola a piedi in bici solo nelle giornate dedicate a questa iniziativa, ma creare proprio un'abitudine, un nuovo stile
stile di vita. Durante la cerimonia sono stati piantati alberi come simbolo dell'impegno delle scuole. È stato inoltre presentato il programma per la prossima edizione con 8 giornate di mobilità sostenibile. L'aria ti accarezza, il corpo respira, mentre il paesaggio attorno si ammira. E noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, serata particolare quella organizzata venerdì scorso dall'ex Filanda di Santa Lucia di Piave, la Savno, l'azienda che raccoglie i rifiuti della sinistra Piave dopo essere stata considerata l'azienda con il bacino più riciclone d'Italia, ha deciso di condividere il successo portando a cena tutti i dipendenti. Anche quest'anno abbiamo vinto il primo premio di Lega Ambiente e quindi perché siamo i più bravi, quindi un applauso a tutti quanti noi. Un premio festeggiato portando a cena tutti i dipendenti. È stata questa l'idea della Savno, che ha riunito su diversi tavoli imbanditi il personale con particolare attenzione per gli operatori ecologici. Queste persone, questi volti, conosciuti dai cittadini della sinistra Piave, in particolare da chi vive sui posti più impervi, dove comunque il camioncino della raccolta differenziata arriva a caricare. Non è sicuramente il migliore dei lavori, chi sta in ufficio sicuramente sta meglio, con la camicia bianca, con la cravatta, questi ragazzi sono fuori da meno 5 d'inverno a più 40 gradi d'estate, io credo che fare squadra è un minimo di riconoscimento per sollevare il morale. Uomini alla guida della flotta di mezzi più grande d'Europa, per un lavoro duro che richiede soprattutto di verificare che quanto caricato mantenga alto il livello di riciclo, che ha permesso a Savno di abbassare il secco nel 2024 a 72 kg sui 378 che ogni abitante produce di media all'anno. Vale a dire, oltre l'80% viene riutilizzato. Questo grazie ad una costante innovazione tecnologica che permette anche di calmierare le tariffe. Savno sta investendo, SESA sta investendo e tutte le altre aziende stanno investendo. Non stiamo aumentando le tariffe, ma stiamo migliorando i servizi. Noi siamo sicuri di avere le tariffe più basse d'Italia e questo si riesce a ottenere per tutte le politiche tecniche ed economiche che riusciamo a gestire all'interno dell'azienda. Tra l'altro produrre il biometano che ci fa funzionare i mezzi, questa è la cosa principale e credo che continueremo così nel limite del possibile. A Silea oggi si sono festeggiati 100 anni di nonna Rosa, intorno a lei la numerosa famiglia e la sindaca Cendronna. Oggi ti abbracciamo tutti con gratitudine e affetto sincero, celebrando questo traguardo meraviglioso e il valore della tua storia, che è anche un po' la storia del nostro paese. E con grandissima stima e un caro augurio di serenità. Viva Rosa e i suoi 100 anni! La sindaca di Silea, Rossella Cendron, festeggia con queste parole e con una rosa d'argento un compleanno speciale, quello di Rosa Bandieri in franchetto, che spegne 100 candeline. Intorno a lei i 4 figli, Mariuccia, Alessandrina, Marcella e Luciano, gli 8 nipoti e i 9 pronipoti. Rosa nasce a Cavasagra, da piccola, quando il padre si trasferisce in Canada in cerca di fortuna, va a vivere con la mamma e il fratello a Cendon. A 17 anni conosce Mario, che sposerà dopo 9 anni di fidanzamento. Persona semplice, molto credente, si è dedicata con grande impegno a lavori nei campi, nella stalla e alla cura della casa, dimostrando la sua passione per l'orto e i fiori. Sempre disponibile ad aiutare tutti, è stata un importante punto di riferimento per il vicinato per quelle iniezioni che eseguiva con la sua famosa siringa di vetro. Mamma attenta, pronta ad ascoltare e a dare supporto ai propri figli con una parola di conforto. Una famiglia, quella formata con Mario, molto conosciuta e amata a Silea, impegnata nella vita della comunità. La tua vita è un esempio di dedizione, di lavoro, di generosità e di presenza. Qualità che hanno lasciato un segno profondo a chi ti è stato accanto. Nel convento dei padri carmelitani di Treviso torna la tradizionale mostra dei presepi, un percorso suggestivo che racconta la vita di Gesù attraverso arte, fede e atmosfere senza tempo.
Nel convento dei Padri Carmelitani di Treviso torna l'incanto del Natale con la tradizionale mostra di presepi e diorami allestita nella chiesa di San Giovanni. Un percorso suggestivo che anche quest'anno non si limita a raccontare la Natività, ma a ripercorrere l'intera vita di Gesù attraverso 20 scene dedicate all'Annunciazione, all'infanzia, alla vita pubblica, alla Pasqua e fino all'Ascensione. La storia di Gesù, non soltanto nella Natività, ma prima che nasca, annunciazione, visitazione, ricerca di alloggio, nascita, fuga in Egitto e il battesimo. Novità per l'ambiente di Treviso, soggetti anche pasquali. Ultima cena, Gesù, l'orto degli olivi, Gesù condannato, Gesù risorto, Gesù che va in cielo, l'ultima cena, novità assoluta, l'assunto di Maria al cielo, ispirata al grande pittore Mantegna. Ad accogliere i visitatori una ricca collezione di piccoli e medi presepi provenienti da tutto il mondo, insieme a nuove opere di grande pregio come una natività ambientata nella Palestina dei tempi di Gesù e figure scolpite nel marmo di Carrara. L'esposizione, dal forte valore artistico e spirituale, sarà inaugurata domenica 8 dicembre e resterà aperta fino al 12 gennaio, offrendo a grandi e piccoli un'occasione di fede, cultura e atmosfera natalizia nel cuore di Treviso. È aperta la mostra festivi e prefestivi, giorni feriali per gruppi su prenotazione. Tanti auguri di buon Natale, buona visita agli spettatori di Antenna 3. E io vi ricordo la nostra rubrica dedicata ai vostri presepi. Potete inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati con il cellulare in orizzontale. Se vorrete potrete anche fare una breve descrizione del presepe e registrare i vostri auguri. Il numero WhatsApp lo vedete sempre lo stesso, 351 1755 340. Specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza. E allora vediamo le natività realizzate da Gaspare Nania di Treviso, da Giuseppe Amadio di Giavera del Montello, da Matteo e Leonardo Sartor di Signoressa di Trevignano e da Stella De Ville di Falsè di Trevignano. Io intanto vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che subito dopo ci sarà la sigla e le previsioni del tempo. Vi lascio dunque a queste immagini dei presepi. Grazie.